È una trappola di fuoco quella che si trovano davanti operatori e forze dell'ordine quando non sono nemmeno le 4 del mattino. Siamo sull'Autobrennero all'altezza di Brentino Belluno, sul confine tra provincia di Verona e Trentino. È qui in direzione sud che si scatena l'inferno con un furgone che tampona un tir fermo su una piazzola di sosta non distante dalla stazione di servizio Adige Ovest. L'impatto è violentissimo e i due mezzi prendono velocemente fuoco. Non aiuta il fatto che l'auto articolato trasporti un grosso quantitativo di carta. L'attivazione dei soccorsi è immediata, sul posto l'elicottero di Trentino Emergenza, i vigili del fuoco di Avio, Trento e Bardolino, mentre il conducente del tir esce illeso. Quello del furgone, che ha targa slovena, rimane intrappolato tra le lamiere, viene estratto morto. Stessa tragica fine per la donna seduta al suo fianco. Per i rilievi interviene la Polizia Autostradale di Trento, che si interfaccia per l'intera giornata con il consolato della Slovenia. L'obiettivo è quello di dare un'identità alle due vittime. Paralizzata per diverse ore la viabilità, tornata nella norma solo a tarda mattinata. Intanto l'indagine dovrà chiarire il perché della traiettoria letale.